Eccoci di nuovo insieme con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi, prima parte interamente dedicata alle novità, insomma, proprio di queste ore, alla strettissima attualità con i 33 atti di nascita degli ultimi 6 anni, di fatto, insomma, contestati, per così dire, dalla Procura di Padova. Stiamo parlando di figli di coppie omogenitoriali. Cambiamo adesso argomento, però prima di entrare nella prossima tematica so che ci sono già i primi messaggi per lei, Vice Sindaco. Allora andiamo a leggere magari i primi 2 messaggi dei nostri telespettatori. Cominciamo col primo. Buonasera, l'erba nei parchi è troppo alta, quando passerete a tagliarla, soprattutto Parco Iris? Allora, so che è in corso il giro nei quartieri per il taglio dell'erba. Tra l'altro in questa fase c'è anche una difficoltà nelle ditte nel reperire giardinieri, quindi stiamo subendo un po' questa difficoltà del settore, ma gli operatori sono sul territorio, insomma siamo comunque riusciti stiamo scontando un po' di ritardi di un maggio molto piovoso, e quindi insomma molti lo sanno, pioggia e sole favoriscono la crescita dell'erba, ma l'erba inzuppata, l'erba bagnata non si taglia. Quindi maggio è stato, come dire, un mese in cui abbiamo accumulato ritardo. Certo che il Parco Iris, ha ragione la telespettatrice, dobbiamo intervenire subito. Mi preoccupo di verificare, insomma, che sia fatta al più presto, perché ci sono, infatti il taglio è anche differenziato, alcune zone dove il taglio può essere meno intensivo perché l'erba alta magari nelle zone estensive o in alcuni, penso ai margini stradali o delle tangenziali, può essere anche meno curato. Ma i parchi attrezzati, le zone dove ci vanno le persone, per un'amministrazione poi che punta molto sul verde. Torneremo tra l'altro anche tra poco sul tema di un maggio che è stato abbastanza piovoso, però ci torneremo tra poco perché ovviamente dovremo affrontare anche il tema legato alla siccità. Andiamo intanto a leggere il secondo messaggio giunto dai nostri telespettatori. Possiamo anche andarlo subito a leggere in grafica. Possiamo avere aggiornamenti sui lavori all'Appiani? Era necessario demolire la gradinata che evocava bei ricordi? Tema caldo questo, Vice Sindaco. Era necessario, sì, perché quella tribuna non si usa da decenni. Uno dei motivi per cui è stato realizzato lo stadio, non si può più dire nuovo, ma Leuganeo, è proprio perché l'Appiani non risponde più alle normative di sicurezza che fissa il CONI, e quindi non può ospitare partite di calcio professionistico, e quindi è stato organizzato e realizzato un nuovo stadio in un'altra parte. Quella tribuna da allora è inagibile e tutte le amministrazioni l'hanno lasciata lì. Tra l'altro lo stadio ha una capienza di 99 posti, quindi sarebbe anche impossibile utilizzarla tutta, e ha una situazione, appunto, dal punto di vista statico ormai compromessa. I lavori hanno manifestato una cosa che sapevamo, ma l'hanno resa ancora più evidente: la presenza di amianto, e quindi oggi i lavori, più che fermi, sono in una fase di analisi delle fibre di amianto e l'organizzazione dello smaltimento, perché appunto quella struttura aveva anche questo tipo di caratteristica. La tribuna non è che viene demolita, appunto, la tribuna viene sostituita con una nuova tribuna meno capiente, avrà circa 200 posti, ma corrispondente alle dimensioni di quello stadio, alle caratteristiche e alle manifestazioni che quello stadio può ospitare. Tra l'altro la collinetta richiama la prima versione dell'Appiani, quando fu realizzato all'inizio, che aveva proprio su quella parte una collinetta organizzata con un po' a Marcord, quindi avete fatto.
è come dire, organizzata secondo i criteri moderni, però diciamo richiama più quel tipo di principio, quindi sarà una tribuna con 200 posti a sedere nella gradonata, tutta in come dire, un'infrastruttura naturale, quindi con del verde. Sarà anche l'occasione per risistemare via 58esimo Fanteria, che è una strada terribile, e quindi la tribuna darà anche spazio dove noi per anni abbiamo visto transenne, sporco, un po' di incuria, diciamo. Incuria. Invece vedremo questa collinetta verde delle aiuole che usciranno, e stombineremo il canale a Licorno, che una volta passava di là, che è stato tombinato nei decenni scorsi per lasciare spazio alle auto, quindi recupereremo anche un'immagine della Padova, città dei canali, della Padova che aveva quel percorso, insomma, e quindi recuperiamo spazio di natura e una ciclabile anche importante. Senta, visto che abbiamo aperto, insomma, per così dire, il tema, a maggio ha piovuto molto, o meglio, ha piovuto più della media storica del periodo, e questo, insomma, ci avete detto nei giorni scorsi, ha avuto anche un certo beneficio sulle portate dei fiumi, che però rimangono critiche. Sì, io a proposito di pioggia, chiedo scusa della voce, che ho un po' che non sto benissimo di gola. Allora sì, è stato un maggio piovoso, anche i numeri lo testimoniano, perché abbiamo avuto il 51%, 52% della piovosità in più rispetto alla media storica. Cioè, se noi andiamo a prendere i maggio degli scorsi anni, in questo maggio rispetto a quei maggi lì ha piovuto circa il 52% in più. E questo è stato, come dire, una boccata d'aria per la situazione dei nostri canali, dei nostri fiumi, della nostra falda. Pensate che tutto il sistema di irrigazione ha potuto contare sull'acqua che è piovuta dal cielo, non ha attinto dai nostri canali irrigui, quindi dall'acqua che c'è indispensabile per il nostro ambiente. Facciamo un attimo il punto anche dal punto di vista dei dati sui corsi d'acqua. Brenta e Bacchiglione soprattutto quelli che ci interessano. Esatto, e Bacchiglione sono quelli i nostri fiumi, i nostri riferimenti, diciamo, che abbiamo dal punto di vista numerico. Il Bacchiglione oggi registra un meno 47% di portata rispetto alla media storica. Quindi siamo ancora bassi rispetto al trend che normalmente... Nonostante abbiamo guadagnato, se non sbaglio, una ventina di punti percentuali, una cosa del genere. L'anno scorso era meno 77, quindi l'anno scorso, che è stato l'anno della siccità, il dato meno 77, oggi il meno 47 è un dato brutto, ma meglio di quello dell'anno scorso. Un po' meno brutto dell'anno scorso. Esatto, quindi questo maggio, diciamo, ci ha salvato, almeno per ora, o comunque ci ha alleviato la sensazione di allarme che avevamo rispetto ai mesi scorsi, quando col meno 77% e trovandoci ancora più indietro, insomma, affrontavamo un'estate con i caldi che stanno arrivando che ci faceva impensierire molto. Quindi il dato ci dice siamo ancora sotto la soglia di normalità, quindi dobbiamo continuare ad avere un uso responsabile dell'acqua, tenere monitorati i nostri canali. Noi per questo rinnoveremo il 30 giugno l'ordinanza che dà indicazioni in questo senso a cittadini e aziende nell'utilizzo. Sono per lo più, insomma, una serie di buone pratiche da tenere in considerazione, però c'è anche qualche divieto, penso anche al divieto di balneazione, per esempio, che credo fosse proprio contenuto in questa ordinanza, così come anche l'irrigazione in certi momenti della giornata, perché poi c'era stata anche un'ordinanza regionale che aveva dato, diciamo, delle linee guida. Insomma, voi ritenete fondamentale proseguire su questa linea anche immagino per continuare a veicolare questo messaggio. Esatto. E credo che le fontane da questo punto di vista ne siano una dimostrazione. Quindi una serie di indicazioni, per ora non mettiamo divieti, però diciamo che
diamo indicazioni di uso responsabile, quindi anche per l'irrigazione, come si diceva, o altri usi è importante in questo. La salvaguardia, l'attenzione invece rispetto alla balneazione o anche al dar da mangiare agli animali vicino ai fiumi o fare attenzione alle pozze in casa, sono rispetto al diffondersi di alcune patologie che con le acque stagnanti si veicolano anche attraverso gli animali. Il caso più importante è quello della zanzara. Noi ancora oggi, la riunione che abbiamo fatto l'altro giorno, oltre che col Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, c'era anche l'USLA e l'ARPAV, noi ad oggi non abbiamo ancora registrato presenza di virus West Nile sulle zanzare, però è importante avere un atteggiamento, come dire, di attenzione alla proliferazione delle zanzare, perché comunque insomma vogliamo essere prudenti da questo punto di vista. Altri messaggi da parte dei nostri telespettatori, andiamo a leggere allora altre due segnalazioni o comunque richieste che ci sono arrivate. Cominciamo con la prima. Buonasera signor Vice Sindaco, quando avremo la riapertura dei sottopassi del ponte de Astua su Corso del Popolo e quello di Porte Contarine? Da moltissimo tempo chiusi al passaggio dei cittadini, grazie. Renato. Questo è un fazzoletto per riprendere, come dire, anche le terminologie che usa Giorgio, che devo mettermi al dito, perché in effetti dobbiamo recuperare quella parte sotterranea. Noi tra l'altro lì abbiamo dei locali di proprietà del comune, uno è mitico anche per la generazione, come dire, a cui appartengo, il bar Tranquillino era il bar dove chi non andava a scuola Io l'ho vissuto per poco, ma un po' perché andavo a scuola, ero bravo, un po' perché ci sono arrivato alla fine dell'epoca del Tranquillino. Ed era il bar, essendo sotterraneo, sembrava, come dire, il posto dove ci si poteva nascondere, ma comunque al di là di questo in effetti sono spazi da recuperare che potrebbero essere messi. Ringrazio il telespettatore. No, mentre forse non ho risposto completamente alla domanda della Piani di prima, perché ho spiegato il contesto, però non ho detto che noi abbiamo finito di caratterizzare adesso la fibra di amianto e ora con lo SPISA stiamo determinando le modalità di lavoro per smaltire l'amianto presente, anche per la sicurezza dei lavoratori. Io penso che se non è questa settimana, la prossima potremo ripartire. Ulteriore messaggio per il vice sindaco Andrea Michalizzi, vediamo questa ulteriore sollecitazione che ci arriva. Da molto tempo dite che toglierete le auto da Piazza Insurrezione, quando succederà non è un bel vedere. Maria. È vero che quella piazza senza le auto ha sicuramente un'immagine migliore, anche perché è una bella piazza che potrebbe essere utilizzata. È un obiettivo che tante amministrazioni hanno, e è un obiettivo che importante perché aumenteremo l'area pedonale. Dobbiamo realizzarlo però creando da una parte delle valide alternative di raggiungibilità del centro, e quindi deve essere, come dire, un percorso che tiene conto anche di questa cosa, e lo stiamo facendo. Non è che siamo, come dire, all'anno zero da questo punto di vista. Raggiungere il centro significa avere per esempio mezzi pubblici più efficienti. L'investimento sul tram consentirà sia da ovest con la linea che arriva da Rubano e passerà per Corso Milano ad arrivare da quella parte col tram, ma anche quella da Volta Barozzo che arriva fino in stazione. Dall'altra abbiamo già rinforzato il parcheggio Contarine. A Padova c'è un parcheggio sotterraneo in pieno centro delle Contarine che tiene 300 posti auto. Solo che lì il prezzo è un pochettino... È in linea con Piazza Insurrezione. Ok, però comunque stiamo parlando di una cifra, insomma, non da 1,70 € dei parcheggi a raso, per così dire. È uguale a quello di Piazza Insurrezione, quindi insomma è un parcheggio, come dire, molto richiesto, insomma, e quindi ha anche un costo più importante di altro, ma è assolutamente in linea. Sono 300 posti in un parcheggio sotterraneo, dicevo, in pieno centro storico, più 80 rispetto a prima. L'altra area che abbiamo messo a disposizione è quella sulla Prandina,
oggi è temporaneo, dobbiamo trovare anche lì una modalità stabile, come dire. Ecco, poi su questo l'obiettivo appunto è quello di liberare sempre di più, come dice la signora Maria, quello spazio. Non mi anticipi però su alcune tematiche, perché adesso ci prendiamo un'altra brevissima pausa, però arriva poi un tema abbastanza corposo su cui quindi faremo una bella carrellata di progetti futuri della città, però la lascio anche bere un goccio d'acqua, visto i suoi problemi alla gola. Ci fermiamo 2 minuti, torniamo tra pochissimo. Grazie.